Continua la campagna acquisti per la Profavara che, come chiaramente detto dalla società, è intenzionata a creare un organico che consenta la vittoria del campionato d'eccellenza e la conquista della Serie D. Sabato scorso sono stati presentati alla stampa gli ultimi due acquisti: Fabrizio Bontempo, ex Paternò, e Alexandro Noto, ex Acragas, entrambi difensori che rafforzano ulteriormente il reparto arretrato della Profavara. Presenti anche i massimi vertici della società, Rino Castronovo e Totò Marrone, assieme al direttore sportivo Tino Longo e al direttore generale Gino Mendolia e ad altri dirigenti. Dagli interventi dei dirigenti e dei nuovi atleti è chiaro il progetto annuale: puntare alla promozione in Serie D. La dirigenza ha annunciato anche l'avvio a fine luglio della campagna abbonamenti. Nel corso degli interventi i massimi vertici societari Castronovo e Marrone hanno lanciato l'invito ad imprenditori e commercianti della città a sostenere economicamente la stagione prossima per fare alla città un grande regalo nell'anno del 40° compleanno della fondazione della Profavara. Proseguono intanto i lavori di ristrutturazione dello stadio. I primi interventi riguardano gli spogliatoi per permettere alla squadra di poter svolgere la seconda parte di preparazione dopo Ferragosto direttamente al Broccoleri. L'importante è che l'assetto societario resta sempre quello che è da 12 anni a questa parte, più ci sono due nuovi ingressi, due imprenditori, uno è Enzo 40 di Palumba 40 Napoleto, l'altro è Costanza, Angelo Costanza è un imprenditore, un giovane, uno che il calcio ci piace, insomma siamo pronti per iniziare. La squadra aveva già un'ossatura bella pronta e l'abbiamo riconfermata, sapevamo qualche piccola lacuna che ci mancava, l'abbiamo cercato di sistemarla bene, siamo pronti. Andiamo avanti con la speranza che facciamo un campionato di alta classifica, con la speranza che quest'anno festeggeremo i 40 anni della Profavara e facciamo due feste. Per me è un piacere essere qui quest'oggi. Volevo ringraziare il presidente, tutta la società, tutti i dirigenti, ma in particolar modo al direttore Longo, perché è da un paio di anni che mi fa la corte. E soprattutto vorrei ringraziare una persona che è qui presente con me, che è Giovanni Scaffidi, che è l'unica persona che ci conosciamo da tanti anni, che è stata l'unica persona a credere in me. Posso dire soltanto che, come ho detto prima, sono veramente contento di essere qui in questa società e cercheremo di fare meglio sicuramente dell'anno scorso, di provare a lottare per qualcosa veramente di bello e di importante. Sono veramente onorato di fare parte di questo progetto, è un progetto ambizioso, grazie al direttore sportivo Tino Longo e tutti i dirigenti stanno cercando di fare il meglio per dare delle soddisfazioni importanti ai tifosi e anche a noi stessi. Noi siamo una squadra costruita, ripeto, con delle migliorie rispetto all'anno scorso. La cosa più importante, ripeto, i ragazzi che sono stati scelti sono tanto ragazzi per bene e soprattutto con caratteri molto simili a quelli che già c'erano, pagati, professionisti, lavoratori. Quindi la cosa più importante per fare il gruppo è questo. Quindi ringrazio, la società che mi ha dato la possibilità di poter portare questi ragazzi dal primo all'ultimo.